Mattinata complicata e traffico da bollino rosso sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. All'alba di oggi, attorno alle 5, un mezzo pesante ha preso fuoco sulla carreggiata ovest della A4, poco dopo l'uscita del casello di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per consentire l'arrivo dei soccorsi e lo spegnimento dell'incendio è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e San Stino, con uscita obbligatoria a Portogruaro. Il traffico proveniente da Trieste è stato deviato lungo la A28 e la A27. Le operazioni si sono concluse verso le 8, ma lo svincolo di San Stino resterà chiuso fino alle 5 di domani mattina, mercoledì 4 giugno. I tecnici hanno infatti riscontrato gravi danni all'asfalto. Tra le 21 di questa sera e le 5 di domani si procederà con la ripavimentazione di un tratto di 500 metri della A4, con la chiusura della corsia di marcia ma il mantenimento del sorpasso. Poco dopo, attorno alle 7:30, un secondo incendio ha coinvolto un furgone sull'A34 tra Gradisca e Villesse in direzione Villesse. Anche in questo caso si sono formate lunghe code. In entrambi gli episodi, fortunatamente, i conducenti sono riusciti a uscire illesi prima che le fiamme si propagassero. Il traffico nei punti più critici è da bollino rosso, anche a causa del massiccio afflusso di mezzi pesanti dopo lo stop del weekend.